Oh, mi avete rotto il cioè, mi hanno tolto il carico quotidiano, quindi mi tocca tornare al lavoro e ci facciamo un giro in macchina. Vi va bene? Dai, mi sto rompendo il cazzo. Via! Giro in macchina con Fari. Boom! Poi partiamo, dai, ascoltiamo anche musica buona. Con il volante nuovo era invincibile ed il subwoofer che sembrava esplodere. Stivali da cowboy, un po' da renegade, renegade, renegade. Il locale, un paio d'ore d'autonomia massima. In 5-0 una vita altissima. Ogni giornata sembrava bellissima, unica, mitica. E Milano era più vicina, perché adesso c'era posto anche per noi. Anche se a guardarci si capiva che proprio non c'entravamo. Sempre noi, a magazzino sempre noi. Tutto nessuno sempre noi. Senza imparare la lezione mai. Sempre noi, senza ragione. Cioè, ma... Che cazzo di palle! Non mi va di tornare a lavorare, ve lo giuro. Ve lo giuro. Adesso facciamo un saluto con politica a tutti, dai. Tanto ci si sente. Dai, ci facciamo un giro in macchina, per cerchia, facciamo cerchia. O di norma io sparo cagate, però oggi non ne voglio, ve lo giuro. Non ne voglio, dai, raccontiamoci, adesso vi racconto una barzelletta. No, non mi viene, cioè ho troppo il nervoso. Però... Dai, salutiamo qualcuno, io saluto i miei amici, salutiamo Mancio, ciao Mancio. Sto andando piano perché inquino meno. Rotonda. Inquino meno, poi saluto Funky perché mi fai schifo. E saluto Giulia. E quanto? Basta.